Consigliere Giovanazzi. Grazie. Quindi noi oggi siamo venuti ad approvare, secondo lo Stato, questa nuova legge che è la TARES, è una legge che lo Stato ci obbliga, come si può dire, ci obbliga ad attuare. Io non sono fermamente convinto come si deve pagare, come il cittadino deve pagare questa tassa. E parole povere lo chiedo subito. Se oggi lo Stato è in difficoltà, come ben sappiamo, e si chiede un ulteriore sforzo, l'ulteriore sforzo lo dovremo fare anche noi come Comune, visto che l'ASO SPA, cosiddetta, è una partecipata del Comune, quindi l'ASO è una SPA un po' camuffata. Perché? Perché se i proprietari sono i comuni e io devo pagare l'ASO con una TIA, quindi anche l'ASO per me è una tassa. L'anno scorso, se ben ricordo, l'ASO ha usufruito di molti utili, ha fatto un dividendo qui nel comune di Portogruaro, state ben attenti, ci ha dato 53.000 e noi ne abbiamo usufruiti 38, perché per ricevere 53.000 dalle casse dell'ASO abbiamo dovuto pagare anche 15.000 di tasse per usufruire di 38, quindi sono sempre soldi nostri. Allora io dico, se l'anno scorso questa benedetta ASO ha fatto un utile di 600-700.000 euro e le famiglie nella nostra zona sono in grave difficoltà, forse, e dignitosamente tirano avanti senza andare a chiedere niente a nessuno, solamente tante volte per orgogli personali non chiedono la carità o quant'altro, ma sappiamo bene che è molta fatica andare avanti. Allora noi come Comune, perché non diamo un segnale forte a queste famiglie e diciamo quest'anno superiamo la TARES con gli utili dell'ASO, no? E abbiamo per fare i nostri servizi cosa facciamo? Paga sempre il cittadino. Per questo io non sono d'accordo nella tassa, ma non sono d'accordo nella modalità in cui viene fatta pagare ai cittadini. Grazie. Consigliere Giovanazzi. Avevo chiesto io, questo è lui. Sì, grazie. Volevo precisare come è passata in commissione. È passata in commissione fregandosene del parere delle categorie. Io ho contestato in commissione questo passaggio. Ho anche detto cosa stiamo a fare, cosa dobbiamo decidere noi in commissione, se voi rappresentanti di categoria li trovate domani e decidete domani cosa dovete fare. Prima si discute qui rappresentanti, ho detto in commissione, qui rappresentanti di categoria e dopo passa in commissione. Ma siccome in questa amministrazione quelli della minoranza secondo voi non contano niente, quindi la commissione è una pro forma, la facciamo e l'abbiamo fatta. Domani troviamo i rappresentanti di categoria, facciamo le modifiche, le portiamo in capogruppo e loro, siccome noi siamo la maggioranza, siamo in bene, dobbiamo accettarlo. Questo è come lavora questa maggioranza e non è questo il sistema di lavorare. Bisogna andare in commissione con tutti